Benvenuti alla lezione numero 8 della sezione Ruoli e Competenze. Vi ricordo che stiamo affrontando il ruolo di pianista accompagnatore, nella quale abbiamo un po' una descrizione a pagina 78, ma andiamo a pagina 80 con l'esercizio numero 10. E allora accordi Do maggiore, Mi minore, La minore e Sol maggiore. Osserviamo, abbiamo qualcosa, comunque sono cose viste anche sugli altri esercizi, si tratta solo di spostare a volte le figurazioni su altri movimenti. Allora, vediamo nel dettaglio sulla tastiera la ritmica di questo esercizio. Allora, valutiamo l'estensione della mano sinistra, il Do qua ci sta bene, Mi forse un po' acuto, il La va bene, il Sol va bene. Magari posso fare in questo modo, Do, scendere con Mi qua, La e Sol, oppure Do, Mi, La, Sol, va bene? Allora, proviamo con la mano destra, contiamo innanzitutto prima la sinistra, un attimo, allora, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Vediamo a due mani. 1, 2, 3 e 4. 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 Bene, vi ho mostrato anche un modo di procedere un po' più rapido, cioè prima contando bene forte a mani unite, contando bene forte ad alta voce, sincronizzando i movimenti. Una volta compresi andate lentamente più veloce, man mano più velocemente, e poi ancora più velocemente riducendo il volume della voce in modo da concentrarvi sull'ascolto dell'effetto ritmico, così da poterlo fare un po' più musicalmente, più a orecchio, diciamo. Quindi vi ascoltate per poi ripetere a orecchio quello che avete fatto voi stessi. E allora anche per questo modulo ritmico è tutto. Io vi ringrazio sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima lezione. Sempre buono studio e buona musica. Ciao!